Allora, buongiorno a tutti, io sono Marco Camboni, ho 20 anni e studio economia aziendale a Cagliari. Il mio progetto è Sardinia People, il primo social network della Sardegna. Non so se qualcuno di voi ne ha già sentito parlare. Meglio così. Allora, anche io sto improvvisando perché ho saputo ieri sera che avrei dovuto presentare a tutti voi il progetto. Pensavo che l'evento fosse strutturato diversamente, quindi vedremo un po' di improvvisare. Allora, Sardinia People nasce quasi 3 anni fa e il tutto nasce per caso. Volevo creare un punto di incontro da condividere con gli amici e considerata la crescita e il numero di utenti, di persone che si iscrissero in pochi giorni, decisi di estendere il progetto. Infatti inizialmente si chiamava Central People, non Sardinia People. Allora, i nostri obiettivi, principalmente il progetto si sviluppa su 3 vie. Vogliamo favorire la continuità comunicativa per i sardi immigrati, in modo tale che attraverso questo portale possano comunicare con la loro isola, condividere i contenuti e promuovere i loro eventi e tutto ciò che si può che organizzano fuori dall'isola. Scusate, anche io adesso sono un po' confuso con le idee. Allora, facciamo il login così vi mostro l'home page. Ve l'avevo detto, c'era una mattina con i vecchi. Portare il vino per Come ti permetti? Si sente? Comunque sta caricando. Allora, oltre il settore dell'immigrazione vogliamo coinvolgere gli studenti delle scuole superiori universitari della nostra di Cagliari e di tutta la regione, in modo tale che possano condividere i loro documenti e le loro informazioni e quindi anche si possano fare rete. Inoltre vogliamo essere un punto di riferimento per i turisti, i quali possano preventivamente, prima di venire in Sardegna, iscriversi, comunicare, magari contattare uno stesso iscritto e chiedere informazioni su un posto. Perché, come può capitare spesso, quando uno magari si rivolge a un'agenzia, non so, vuole prenotare un pacchetto delle vacanze, può capitare talvolta che gli venga offerto a quello dove magari hanno la percentuale di guadagno più alta. Comunque siamo tutti imprenditori e commercianti. Invece qui le notizie sono veritiere, quindi possono chiedere, che so, all'abitante di Orgosolo un'informazione su cosa vedere, oltre che suggerirgli la classica Costa Smeralda, gli potrà suggerire murales e altre informazioni. Non c'è internet? Non so, c'è Marco, ma non è che sei giustamente? No, speriamo di no, la funzione è così. C'è una connessione traballante, purtroppo è quello che... Ok, vi mostro alcune sezioni, vi mostro un po' come è strutturato il social network. Vi è una home page dalla quale si possono condividere i contenuti. Adesso mi ha fatto accedere col profilo di Giulia, va bene. Comunque c'è la bacheca dove si possono condividere i contenuti, commentare i contenuti oppure mettere il mi piace. Vi sono poi le sezioni specifiche, quali la sezione blog, che è un blog condiviso dove tutti possono postare e dove tutti poi possono leggere ciò che è stato inserito. Ecco qua. Non so se si vede, sì. Poi vi sono altre sezioni, quali la sezione video, dove vi sono diversi video sulla Sardegna, se non sbaglio ce ne sono oltre 5.000, inseriti agli stessi utenti. Abbiamo poi la sezione gruppi, che un po' funziona come Facebook, quindi una persona può creare un gruppo, lo può promuovere agli stessi iscritti e all'interno di ogni gruppo può inserire informazioni. Adesso vi faccio vedere un po' come è strutturato un gruppo. Vediamo questo, Sardegna Youtubers. Ogni gruppo è come se fosse un piccolo social network, all'interno del quale vi sono altre sottosezioni. Quindi ci sono la sezione eventi, sezione video, un forum apposito, una bacheca e eccetera. Ok. Altre sezioni che voglio mettere in evento sono la sezione eventi e la sezione musica. Nella sezione musicale gli artisti sardi si possono iscrivere e condividere i loro mp3
i quali possono essere ascoltati dagli stessi utenti iscritti e non iscritti. Poi funziona un po' come la step FM, adesso lo vediamo. Ah, mi ha caricato l'altra pagina. Va bene. Mi sto coprendo minuti, ci siamo. Ok. Comunque, oltre a queste sezioni, adesso vorrei mostrare la sezione musica, vediamo se carica. Ci sono anche la sezione annunci, dove vi sono, che sono divise in due parti. Una parte che riguarda le case vacanze, di cui privati e agenzie possono pubblicare le loro offerte. Dall'altra vi è la sezione lavoro, dove si incontrano domande e offerta. Quindi una persona può inserire un curriculum oppure un'azienda può ricercare il personale. Altre categorie sono la categoria per cui la sezione musica famosa di cui parlavo. Comunque altre categorie sono la sala giochi, dove vi sono oltre 5.000 giochini che gli utenti possono utilizzare così per svagarsi, la chat, dove si può comunicare non solo con gli amici ma anche con le persone con cui non si è stretto il rapporto d'amicizia, e poi stiamo sviluppando la funzione multilingua. Infatti, grazie a una piccola collaborazione con la regione, siamo riusciti a ottenere le traduzioni di alcune sezioni in lingua basata in cattedra dell'Algher. Per concludere con questa famosa sezione musicale, quasi 60 band si sono iscritte e hanno condiviso le loro canzoni. Anche qui possono essere ascoltate in streaming, cliccando sul pulsante. Io non ho altro da dire. Vi ringrazio. Ci sono quasi 28.000 iscritti registrati e in un anno abbiamo ottenuto quasi mezzo milione di visite uniche. Quasi mezzo milione di visitatori unici, perché molti navigano nel sito ma non si iscrivono, magari perché non vogliono avere un doppio profilo rispetto a Facebook o altri social network. Comunque offriamo dei servizi anche per i non iscritti. Grazie per l'ascolto.